Buonasera a tutti, visiti voi, te nuova radio die 9 di gennaio 2026. Fa chi te mi scrive se il volume anda bene, a chi te mi scrive, insomma, a poco il caso della restare sul microfono della telecamera, ma negli UQ2 comunque come la telecamera, nel caso questa non funziona e poniamo satera, ma sono mezzo su un custode, insomma. Damos un'occhiata da subito a dire come si presenta, attacco culate Neuledda, ecco qua, andiamo a leggere, e presenta De Goi, basta che io credo le sole, come potete vedere, che ste danno un coloreggio a Saida, però è completamente coculato, Saida è tutto usarto. Ecco, visto un pacchetto di posa corso, ripresenta De Goi, ci dite un pacco di posa Neuledda, e di musica tornare su Saravallo. Saravallo non narra Mondinedda fino alla Sasunni, che poi spalazzate in un pacco ma resta mezzo popolata, e poi tornate in un pacco una Mondinedda Leppia, fino a zero, insomma tutto su zero, 11 gradi temperatura massima, 4 gradi temperatura minima. Poi abbiamo su Crasa, Zapato, abbiamo 15 gradi temperatura massima, 3 gradi temperatura minima, calcolato è Modinanne, poi tutto da dire, insomma, non solo Modinanne, ma viene un pacchetto di abba preso questo posetta. Bene, andiamo da innanzi se fai, damo dei sport, e vamos come in anticipo, Crasa, la partita Dorgalese e Vitesse, che si gioca a Durgali a Sastrese, stadio Osolai de Durgali, forza Vitesse, fa che ti onore, insomma, che siamo stato canto tifoso de sa Vitesse. Insomma, tessinamolo de sa Biti Volley, che gioca sta domenica, 11 di gennaio, comincia il suo campionato e giocano in fonne alle Biti Volley, forza Biti Volley, e adesso Biti Volley abbiamo da dare, viene al suo toccamento, sempre toccamento sportivo, che Matilde Brundu, che può essere Matilde Brundu Biti, questa è Monica, campiona adesso volley, che ha giocato in Serie C, e chi la Serie C si china alla petire, torna a entrare in squadra con Sabiti Volley, con si squadra sa vita nostra. Bene, tornata Matilde, devo usare sonore di applaudire, forza Biti Volley. Infatti da Sabiti Volley diamo una faccia in maniera della sicchire tutto canta in diretta. Bene, ammentiamolo che il Coccone del Sant'Antonio adesso comitato dei Goreai è disponibile adesso di Edoi chi da essa stresi in poi il saloncino del Probania a te la nuova raga che riguarda Saida non amo non binasta se l'appuntamento poi per appuntamento adesso qui nell'Antonio poi su 6 chi sia in visti in Goreai e poi in Porchile però le Porchile poi a fare questa intervista che ne sono diciamo basta un lavoro ma è corrotto però sa morte di Pascaleddo mischino e sono nato alla Zappare sa cappella del suo ospizio insomma veramente una lastima mi ha fatto che non credere insomma un pezzino di Sant'Anno e poi tipo Kit insomma la generosità è in persona insomma. Andiamo alla sua prima pagina, la prima pagina è Unione Sarda, andamento lento per i treni sardi, la rabbia dei sindaci e dei viaggiatori, in 40 anni è cambiato poco nulla. Cagliari, la favola di Treppi, il 19enne all'esordio acciuffa la Cremonese all'80esimo 2-2, ma non ha chi ti perdenne 2-0. Sulle nomine è scontro con la Todde, sempre di scontro. Dermatite bovina, stop quarantena, cioè al momento tutta la missione del Sonnovax contro la vaccinazione bovina, vabbè, invece mi pare che almeno come di andare per fare penitenza, di andare per fare che ma no, non neanche.
Andiamo da innanzi, le sanità, i reparti scoppiano. A Sassari il 25% dei pazienti è ospitato in posti letto che non esistono, viaggiano nel pronto soccorso con 60 persone in attesa, e questa è la normalità. Siamo sulla prima pagina della Nuova Sardegna. Il sommelier sardo il giorno prima ero al Constellation, questo è lo Suzzilleri discoteca che resta a Lutti, insomma. Il Cagliari si sveglia troppo tardi, a Cremona strappa il pareggio, vabbè, mezzo stardo che non mai uno punto uno punto. Sono al governo del regno, più piccolo del mondo, siamo già ai danni naturalmente del Tavolara, parla Bertoleoni di Tavolara, chi conosco personalmente è una brava persona, insomma 90, 91, 92 anni, una cosa sul genere, di amministra Galo sul locale in un travaglia sa famiglia, e andiamo a nos occupare di una polemica su questa diga di Sabalucchente tra Silvestro Lado e Roberto De Rio, e come è andato in gioco pure Roberto Tola, che hanno i Zinnico del Torpè. Secondo invaso di Abalucchente, ragioni scientifiche lo bloccano. Posada interviene, l'ex sindaco Roberto Tola, impatto sul parco Tepilora. Ecco, in merito alle dichiarazioni riprese e prese di posizione sul secondo invaso di Abalucchente, a monte dell'attuale diga Maccheroni, prende posizione anche l'ex sindaco di Posada e presidente del parco Tepilora Roberto Tola. Vorrei esprimere le motivazioni ragionate e argomentate riguardo alla mia nota contrarietà a questo progetto, dice Tola. Studi scientifici evidenziano da anni fenomeni di ingressione salina lungo la parte finale del fiume, che risale per 40 km fino al ponte sulla statale 131 di Cienne, un fenomeno dovuto principalmente alla carenza di scorrimento d'acqua per buona parte dell'anno, e la realizzazione di un secondo invaso lo ridurrebbe notevolmente, causando una forte salinizzazione della falda nella piana tra Posada e Torpè. Con la realizzazione di un secondo invaso, spiega Tola, si ridurrebbe notevolmente il trasporto delle sabbie che alimentano la spiaggia del cordone litorale tra Orvile e San Giovanni di Posada, con conseguenze di arretramento della linea di costa. Proprio per questo motivo la legge istitutiva del Parco di Tepilora dice che le finalità istitutive vietano la realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali. Dopo la costituzione del parco del 2014, 3 anni dopo, l'UNESCO riconosce Tepilora, Rio Posada e Montalbo quale riserva della biosfera nell'ambito del programma Man and Biosfere MAB, unica in Sardegna, proprio per favorire un processo di sviluppo sostenibile nella popolazione locale, rafforzando la consapevolezza della necessità di conservare la biodiversità naturale e la qualità dell'acqua, degli habitat, delle specie, la diversità culturale, archeologica e di paesaggio. Nel 2018 il tratto terminale tra Torpè e Posada del fiume è stato anche inserito tra i siti della Convenzione internazionale di Ramsar, che preserva gli habitat degli uccelli acquatici in tutto il pianeta. Si tratta di un sistema umido complesso, dice ancora Roberto Tola, che si estende su 841 ettari, un esempio quasi unico in Sardegna e raro nel Mediterraneo, di foce praticamente integra in un corso d'acqua a regime torrentizio. Con la realizzazione del secondo invaso si creerebbe uno squilibrio idrogeologico, biologico ed ambientale, con gravi conseguenze sulla avifauna. Vabbè, ma motivazione importante che sono davvero da studiare. Complimenti a Tola, aggiunti su dibattito, elemento importante. Vado e Carros, Caienna del 41 bis, oggi il Consiglio Comunale è aperto da Alessandra Togge ai sindaci di Sassari e Utta, istituzioni a confronto.
Tra i nuovi nati, over 100 stranieri, ma Moiada argina lo spopolamento. In poche settimane 4 nuovi bambini e arriva una coppia dagli USA. Bonas fines e mensus principios de anno è uno degli auspici che si sente nel nuorese da parte delle persone più anziane come augurio per l'arrivo del nuovo anno. Un modo di dire in limba che con un po' di fantasia si può accostare all'attuale situazione demografica di Mamoiara. A fine anno sono nati 2 gemellini, a inizio anno altri 2 bambini, mentre una signora ha raggiunto l'invidiabile traguardo di 102 anni e 2 giovani 30 anni americani hanno scelto Mamoiara per vivere inserendosi nella comunità dopo aver acquistato casa non solo per le vacanze. Un ottimo segnale positivo, commenta il sindaco Luciano Barone. Abbiamo chiuso l'anno 2025 con un parto gemellare e abbiamo iniziato il 2026 con la nascita di un maschietto. Davide è una femminuccia Fatima. Abbiamo festeggiato da poco 102 anni della signora Anna Maria Nieto. Siamo fiduciosi. Il vecchio anno si è chiuso con 18 nascite, un numero abbastanza importante per il nostro paese, mentre i decessi sono stati 25 su 2380 abitanti. È sempre purtroppo un meno 7, ma confrontando altre statistiche di comuni limitrofi diciamo che la nostra asticella è un po' più alta, ma vediamo se è una cosa contingente legata sul momento oppure una tendenza. Treni sardi a passo di lumaca in 40 anni è cambiato poco. Sui binari obsoleti i convogli più moderni devono rallentare e da Sassari al capoluogo si impiegano non meno di 3 ore, cioè treni de Mingoni, insomma. Oh, ma in colonia tutto è possibile. Nomine ASL, scontro totale tra Todde e il centrodestra. Truz Narata non rispetta il Consiglio, un accordo in vista della manovra è impossibile. La Presidente Narata abbiamo operato con il conforto del parere legale, ma ciò che conta però è l'ideale politico. L'opposizione ha alzato i toni, ieri Alessandra Todde è andata a riferire in Commissione Sanità sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge sui commissariamenti, ma anche sulle modifiche dei DG, nomine dei DG delle ASL, deliberate subito dopo, e per oltre 2 ore e mezza si è trovata nelle condizioni di dover parare i colpi del centrodestra. Quello di oggi è stato un confronto franco, a tratti aspro ma concreto, ed è giusto che sia così, perché la sanità non è un terreno neutro, riguarda la vita quotidiana delle persone, ha ammesso subito dopo la Presidente della Regione ed assessora ad interim. In commissione aspro a tal punto che il capogruppo del PD Paolo Truzzu, del FD Paolo Truzzu, è uscito dall'aula del Parlamentino visibilmente infastidito. Quanto è successo oggi è inaccettabile. La governatrice dice che non ha responsabilità sul disegno di legge bocciato dalla Consulta, perché lei non è un legislatore, ma rappresenta l'esecutivo. Una mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri di minoranza e maggioranza, perché parliamo di un DDL della Giunta approvato e voluto per cacciare i commissari. A questo punto un qualsiasi accordo in vista della finanziaria con una presidente incapace di rispettare le istituzioni è impossibile. Todde da parte sua ha esordito così in commissione: il primo passo è chiarezza sui ruoli, obiettivi e responsabilità. Poi ha evidenziato come l'esecutivo abbia operato in sintonia con l'avvocatura regionale, con il conforto del parere legale dello studio Cirulli
Pirelli è in linea con la procedura già avviata prima della pubblicazione della sentenza, ribadita la correttezza delle procedure di nomina dei 9 direttori generali di ASL, AUE, Areos e Arnas. È sottolineato che è scongiurato il rischio di un vuoto di governance nelle 3 aziende ancora da assegnare, attualmente rette dal più anziano per età tra i responsabili amministrativi e sanitari. Tra pochi giorni gli ultimi 3 incarichi. Poi 100 milioni di euro per i comuni da spendere subito, proposta dei capigruppo dell'opposizione per una risposta agli enti locali. In una manovra finanziaria asfittica e senza visione è necessario dare una risposta immediata ai comuni sardi che in questi anni, a fronte di spese per investimenti consistenti, hanno visto una costante riduzione delle risorse necessarie per il funzionamento e i servizi del comune. Non affollate il pronto soccorso, ma l'influenza senza medici fa paura, cioè l'influenza è la malattia. Insomma. L'appello della U di Sassari, il 20% degli accessi in questi giorni è legato al virus, assistenza carente nei paesi in ritardo con le case della salute. Dermatite bovina, cadono tutte le restrizioni nell'isola in occasione di questa unione sarda. L'Europa aveva già dato la sua benedizione, ora è arrivato anche il via libera del Ministero della Salute. I bovini sardi potranno lasciare l'isola, le restrizioni per l'epidemia di dermatite bovina cadono del tutto. La comunicazione è del direttore generale del Dipartimento di Salute Animale Giovanni Filippini, che risponde ad una nota inviata a Roma dall'assessorato regionale della sanità. In sintesi, vista che la situazione epidemiologica e la copertura vaccinale raggiunta si esprime appunto è sufficiente, si esprime parere favorevole alla ripresa della movimentazione dei bovini. Ne siamo scontenti. Cagliari beffa Davide Ricola, l'ex allenatore. La partita. Sotto i 2 reti la squadra di Pisacane pareggia per 2-2 in casa della Cremonese. E quindi come la classifica di Serie A, chiedete sa, il Cagliari ha detto 9 punti, adesso ultima che è Fiorentina-Verona, l'ultima Fiorentina-Verona e Pisa che sono 3 e 2 punti. Mi pare strano è sul punteggio del su Genoa che fitta a 2 spunti e come sta 3 spunti. Dai su Cagliari, va che il bagno. Allora, andiamo da innanzi e facciamo de AU reparti oltre il limite, ogni giorno 45 letti in più. Nel 2025 oltre 18.000 ricoveri fantasma con aggravi del 25%. Personale insufficiente e carichi di lavoro ormai insostenibili, cioè la situazione sanitaria è veramente difficile sopportare i servizi. Vemos come che ne dottore, il dottore Soscoto che sono aumentato, in effetti comente orario del servizio supera l'orario del servizio adesso dottore condotto, insomma, però i succediti già certa la sente un po' così sbandata che hanno appreso un dottore di riferimento personale ma un dottore che potesse scalesiata che comunque estenie a disposizione di chi ne ha bisogno. Bene, andiamo da innanzi. Un giorno al pronto soccorso, siamo in Nuova Sardegna,
anche 100 pazienti in attesa. Sassari, l'allarme del direttore Pinna Parpaglia, cioè Sassari. Tutto questo articolo si capoleggia relativo all'ospedale del Sassari, una situazione veramente de ponne spistichizzu. Tensioni in maggioranza con il PD, i piccoli spingono per la mediazione, progressisti, Orizzonte, Sinistra, Futura e AVS sono fiduciosi sulla tenuta del campo largo. E vabbè, io non rischio benissimo che tutti a casa e non è nato poi chi torna a entrare e chi su premio di maggioranza come devono entrare scomodo, insomma, quindi chiaramente la situazione cade a cambiare meta. Nuova Sardegna, direttori ASL, Todde in consiglio, clima infuocato con la minoranza. La Presidente è stata sentita in commissione come assessora alla sanità sulla bocciatura della legge votata dall'Aula. Truzzu, mancanza di rispetto. La legge è stata proposta da essa giunta, chiaramente poi votata dall'Aula, ma chi ha pensato questa legge che ha nominato lo scommissario non è certamente il Consiglio, che il Consiglio oramai non conta per nulla, per il Consiglio regionale è diventato un strumento inutile, di avere capacità legislativa, ma non legifera nulla, non fa che tanto che deve approvare lo che decide l'esecutivo e poi lo che decide l'esecutivo lo decide il Presidente, quindi siamo in una forma autarchica del suo governo regionale. La dermatite bovina è sconfitta, via alle esportazioni e ai ristori. Il Ministero della Salute dà l'ok, la Regione stanzia 25 milioni per le aziende. Giuseppe Sinocche e San Nuova Sardegna che vi dedica un articolo, un pacco proprio abbondante del curso del Sogno. E noi che amo lui, San Nuova Sardegna, un articolo su un personaggio che merita. Io, sovrano dell'isola di Tavolara, il mio regno non è un'invenzione. Tonino Bertoleoni ha 92 anni e porta avanti una tradizione lunga 2 secoli. Il primo re fu il mio trisavolo Giuseppe, lo decise Carlo Alberto di Savoia, cioè notate bene Carlo Alberto di Savoia e già un re imbroglio e poi dopo hanno nominato un altro re, la nomina chiaramente, però è una brava persona, insomma. Lo scettro è il timone di una barca e la corona è la cresta di roccia calcarea che domina le sfumature turchesi del mare. Lo scettro sa richiede del suo regno che veste pintate sa tumba sul Camposanto, una principessa andiamo in che rotta adesso monte Irina mi pare che sia. Lo scettro è il timone scusate, di una barca e la corona ed è la cresta di roccia calcarea che domina le sfumature turchesi del mare. L'Italia sarà anche una repubblica, ma qui nella spettacolare isola di neanche 6 km quadrati al largo di Olbia da quasi 200 anni si racconta tutta un'altra storia. Ed eccola qui, dunque, la tradizione romantica del re senza trono e senza mantello. Tavolara è il regno più piccolo del mondo e Tonino Bertoleoni è oggi il suo sovrano, così come lo furono prima di lui il trisavolo Giuseppe, il bisnonno Paolo, il nonno Carlo, il padre Paolo II e il fratello Carlo II. Sembra una fiaba, una leggenda popolare, ma la regina Vittoria del Regno Unito ne rimase così affascinata da conservare una fotografia in bianco e nero della loro famiglia Bertoleoni in qualche stanza del Buckingham Palace. Non c'è nessun documento che lo attesti, ma la tradizione della corona Bertoleoni è più viva che mai e lo si percepisce appena si mette piede sull'isola di Tavolara. Davanti ai piccoli moli
sventola la bandiera del regno con lo stemma araldico al centro, mentre sulla sinistra, dopo un suggestivo sentiero sulla sabbia, c'è il vecchio cimitero di famiglia con le tombe dei re e delle regine sovrastate da piccole corone in muratura. Forte di una storia più unica che rara, re Tonino Bertoleoni, 92 anni, un uomo gentile che nella vita ha fatto il pastore, il pescatore e infine il ristoratore, ricorda tutto nei minimi dettagli. È una visita di Acre, questa tavolare, poi vabbè, Tonino mere de un canteto del tavolare, insomma, ha un'ala sonorevole Soggio, famiglia sonorevole Soggio, e a Satera la est di un conte romano, insomma, e poi l'ultima parte è parte militare, quindi praticamente tanto da tessere fa cosettano, insomma, che sono adesso scala il mere, che sono in proprietà di Bertoleoni. Andiamo da innantesi, meno disoccupati, crescono gli nativi, siamo in politica italiana, Unione Sarda, rapporti Istat, il mercato del lavoro ancora trainato da over 50 e dipendenti a tempo indeterminato. Il 5,7% non ha impiego, è il minimo dal 2004, ma 1 su 3 non cerca più lavoro, cioè questo è un 5,7%, diciamo che nel lavoro dell'occupato quindi sta una parte che un 30% chi non cerca la manco più occupazione. Siamo in questa politica internazionale, l'affondo di Macron usa neocolonialisti lontani dagli alleati. Il capo dell'Eliseo attacca Trump e chiede di collaborare con i BRIC. Americani, via da 66 accordi internazionali, cioè Trump praticamente ha tagliato tutto l'accordo internazionale, specialmente questo schifo, del clima e dell'energia alternativa, allora ha tagliato tutto, se non vi crede, e quindi pesche vi pone in meta. Liberato l'italiano Luigi Gasperini, attesa per Trentini e gli altri, filo diretto tra Roma e Caracas. Venezuela, uccisa da un agente USA nel caos, proteste e scontro politico sul ruolo del corpo speciale anti-immigrazione. A quanto pare questo sono i sceriffo che in licenza di Uchiere hanno molto questa emina solo che indispettita anni che sa macchina e uno che poliziotto che è scolata a corso la macchina ti ha sparato 3 scorpi di pistola a conca a questa poveretta, insomma, è veramente una cosa da non credere, insomma. Proteste e scontro politico sul ruolo del corpo speciale anti-immigrazione che praticamente è con un corpo estraneo alla realtà di questa zona, ma del tipo federale, tutta su comando della Presidente. Strage, indaga anche Roma, sospetti sulla titolare del bar, fuggì portando via l'incasso, ma sicuramente, perché l'ha lasciati all'Ubriare. Il PM della capitale aprono un fascicolo per praticamente una serie di complicità, insomma un comune minore, in uno piaghere lavassate, insomma non si nega a nessuno, un piaghere a questo l'hanno concesso poi anche una discoteca in un scantinato, insomma, che non fitti assolutamente adatto e non poteva essere usato per questo tipo di imprego. Macron, in occasione della nuova Sardegna, Macron gli usa neocoloniali e Mosca attacca i volenterosi. Vabbè, incanto al colonialismo la Francia non è schiappata granché voce in capitolo. Parole dure del presidente francese anche sulle mire sulla Groenlandia. Pensate che la Groenlandia l'America si la chiede comprare, ma Macron si deve tammentare che
la Corsica, la Franza l'ha proprio l'ha comprata dal genovese, che mica la possediano, mica fitti solo, no? Hanno comprato la licenza di l'invadere e quindi se l'hanno invasa e che stanno questi solo. Ma la matessi cosa è successa a Sardegna, chi Bonifacio VIII pro dinari e altro il beneficio lo sabenito la licenza invadendi dessa Sardegna e pure dessa Corsica su regno aragonese insomma e poi regno aragonese è dato invasa e la collita naturalmente invadendo il loco che già in governato lo sono giudicato insomma dal giudice di chi vero e proprio regno insomma quindi su mondo si ripetiti ma fino a nata a Cavour ha cercato il suo 1859 mi pare che Gallo sotto il regno di Sardegna Savoia ha cercato di sienere la Sardegna a Savranza e poi ha cercato di la N pure a Inghilterra e nessuno è più la Kerfita ma si idea Haiti comunque della N del neanche scassa insomma e quindi trovato qui la Groenlandia la che gli hanno comprato così via non è una novità noi pure siamo stato il Veneto cioè possiamo essere francesi possiamo essere inglesi no? E invece siamo stati casualmente italiani no? E non chi si il diritto di essere lo che siamo insomma visto di questa terra cioè Minneapolis la donna uccisa divide gli USA il vicepresidente Vance difende gli uomini dell'Ice proteste in tutto il paese e che in questo tancamolo riteneva da oie che metà di questa poverita che ha lasciato la vita che ne parte non sorte solo che va poliziotto che si sentono immune dai donzi tipo di condanna o di pena e quindi sparano a ponuta insomma e poi non è che sparano a po' la fermare la persona li sparano un po' la ucchiere hai diverse possibilità di questo poliziotto poterti sparare sul corpo a un'anca poterti sparare attraverso gli sportello poterti sparare a salgomma a fermare la macchina lì potevano correre il fatto vai a tante possibilità si ritenevano in qualche maniera della deve fermare però il trovato che ha una immunità gli ha permesso di sparare a conca tre scorfoli mica un corpo e via che gli potesse essere fuggito no tre scorfoli tutto puntato mirato e andato a centro insomma cosa da non credere bene che in questo tancamo ritenevano le oie non mi ha stennato se si intendeva bene o no in modo tale che mi regolo proprio crasa questa questione sul microfono e tancamo chissà sigla per tancatura è sempre rosolito che oramai è diventato